Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Maltempo, raffiche di vento e pioggia, domani allerta arancione a Catania e in gran parte della Sicilia. A Caltanissetta sfollata una famiglia, le precipitazioni riempiono gli invasi ma in alcuni comuni continua a mancare l'acqua. Incidente sul lavoro all'ISAP di Priolo, ricoverato in gravi condizioni un operaio di 52 anni colpito al torace da un attrezzo. A Catania test superato dopo la festa di Sant'Agata, riaperta in tempi record via Etnea e parte di via Caronda, ripulite dalla cera, dei torcioni e dalla segatura. Trappeto Nord a Catania, la riattivazione del gas nella zona dell'esplosione di gennaio è legata alla ricerca di personale da parte dell'azienda in carenza di organico. La rabbia degli utenti, siamo abbandonati. Palermo, momenti di paura in via Santa Maria di Gesù, vanno a fuoco 3 auto, palazzine invase dal fumo, 20 evacuati, 3 intossicati, indagini della polizia sull'origine degli incendi. Calcio, domani si gioca a Spezia Palermo, esordio per Poyampalo tra i rosanero e il tecnico Dionisi, i primi 2 posti non fanno per noi ma c'è un altro obiettivo. Trasferta in Puglia per il Catania, domani contro il Monopoli, uomini contati in difesa per Toscano. Pareggio senza reti per il Messina in casa contro il Picerno, a Torre del Greco, vittoria del Trapani 4-0 contro la Turris. Bentrovati, apriamo questa edizione di Sicilia 24 con le notizie sul maltempo. C'è stato un brusco calo delle temperature, temporali sparsi. Domani, domenica, è allerta arancione a Catania e in gran parte della Sicilia. Intanto si riempiono gli invasi grazie anche alle precipitazioni abbondanti di questi giorni, ma ancora, per assurdo, la provincia di Caltanissetta continua a soffrire per l'emergenza idrica e questo per dei guasti alle condutture. Rita Cinardi. Era previsto un weekend all'insegna del maltempo, con piogge, raffiche di vento e neve anche a bassa quota, ma in tutta la Sicilia sono stati registrati per lo più soltanto temporali nella notte che per fortuna non hanno causato danni rilevanti. Nessun fiocco di neve sulle Madonie, dove le piste sicuramente non registreranno l'affluenza delle scorse settimane, quando in tanti avevano indossato tute e abbigliamento da sci per giornate all'insegna del divertimento. Questo almeno è ciò che è successo nelle prime ore della mattinata, ma visto il deciso calo delle temperature, nelle prossime ore tutto potrebbe cambiare. Intanto le precipitazioni di queste settimane hanno fatto registrare un aumento della portata d'acqua all'interno degli invasi che almeno per il momento dovrebbe far scongiurare di piombare in una situazione di crisi idrica come quella vissuta nei mesi scorsi, ma purtroppo per la provincia di Caltanissetta le buone notizie continuano a tardare, visto che seppur adesso l'acqua c'è, continuano le interruzioni della fornitura idrica. Nelle ultime ore infatti Caltacqua ha comunicato la sospensione della distribuzione a Niscemi per un guasto alla condotta e a San Cataldo per un intervento di riparazione urgente alla diga Ancipa. Intanto per quanto riguarda la provincia di Agrigento, nei giorni scorsi dalla regione è stata comunicata l'installazione di una potente motopompa in territorio di Ribera che preleverà l'acqua dal fiume per convogliarla nei laghetti collinari, garantendo l'approvvigionamento irriguo nelle aree agricole di Burgio, Caltabellotta e Ribera. È in gravissime condizioni al Cannizzaro di Catania l'operaio di 52 anni vittima di un incidente sul lavoro. Era in un impianto di ISAB Nord a Priolo Gargallo quando è stato colpito al petto da un pezzo di metallo. I sindacati invocano sicurezza ma anche più controlli. Francesco Aloi. È al Cannizzaro e lotta tra la vita e la morte. Il 52enne vittima di un incidente sul lavoro al polo petrolchimico di Priolo ha un polmone perforato e in condizioni molto gravi. Stava lavorando per la manutenzione dell'impianto CR30 di ISAB Nord, quando l'attrezzo che stava utilizzando si sarebbe rotto e lo avrebbe colpito al petto, come un proiettile. In gergo è conosciuto con il nome di spaccadado, uno strumento molto comune per i metalmeccanici che lavorano qui. Se si sia trattato di errore umano o strumento difettoso, sarà la Procura di Siracusa a stabilirlo. L'area dell'incidente è sotto sequestro. Intanto dai sindacati si rinnova l'appello alla sicurezza sul lavoro. Se ne parla tanto, ma come dicono loro mancano i controlli e non solo. Siamo preoccupati che il momento economico difficile che vivono le aziende dell'area industriale possa ripercuotersi sugli aspetti che riguardano la sicurezza sul lavoro. Noi diciamo che bisogna mantenere alta la professionalità delle aziende che si occupano di manutenzione degli impianti,
ma soprattutto occorre mantenere alta l'attenzione sui controlli e sulla prevenzione. Adesso familiari e colleghi dell'operaio sono con le mani giunte, nella speranza che nonostante la gravità tutto possa andare per il meglio. La Corte di Appello di Palermo ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di un cittadino egiziano che ha chiesto protezione internazionale, disponendo l'invio degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e ordinato l'immediata liberazione del migrante. L'egiziano era sbarcato il 3 febbraio a Lampedusa e ha subito detto che voleva presentare domanda di asilo. Secondo il giudice, l'Egitto, inserito nell'elenco dei paesi sicuri dal decreto interministeriale dello scorso maggio 2024, dal nostro governo, è uno dei paesi nei quali si pratica la pena di morte e nel quale il numero delle esecuzioni è fra i più alti e dunque non è sicuro. Prove di riapertura alla viabilità in via Etnea a Catania dopo la festa di Sant'Agata. Via Etnea e parte di via Caronda sono state riaperte al traffico in tempi record. Questa mattina il test su strada delle auto della Polizia Municipale dopo la rimozione di tonnellate di segature e c'era. L'invito però rimane sempre quello della prudenza. Eva Spampinato. L'auto della Polizia Municipale scende a gran velocità su via Etnea. La brusca frenata è necessaria per testare il coefficiente di attrito delle ruote sull'asfalto ripulito da cera e segatura dopo la festa di Sant'Agata. Eccolo il tradizionale control grip test, necessario prima di dare l'ok ufficiale alla riapertura di via Etnea e via Caronda, che dopo l'esito positivo possono tornare da questa mattina transitabili dalle auto, ma non dai motorini, dalle bici e dai monopattini. Oggi tra l'altro le condizioni erano quelle peggiori, ma in qualche modo migliori per testare la tenuta. Sicuramente il test dopo la pioggia e quindi anche un test anche più probante per noi. Emergenza cera rientrata in tempi record dunque dopo un delicato lavoro di pulizia e scarifica della cera depositata sul selciato e sui marciapiedi, che ha impiegato 200 operai e tecnici specializzati della Gema per rimuovere 70 tonnellate di segature e 80 tonnellate di cera che i fedeli accendono in onore di Sant'Agata, accompagnandola in tutto il percorso. Abbiamo seguito il percorso nei giorni 4 e 5. Sempre subito dopo il Fercolo a intervenire per la pulizia nel giro esterno e invece subito dopo per la rimozione della cera e della segatura al passaggio del Fercolo il giorno 5 nel giro interno. La prova di aderenza effettuata dalla Polizia Municipale ha dato il via libera definitivo alla riapertura, ma parziale. Rimane ancora chiuso infatti il tratto di via Caronda da via Monserrato a viale 20 settembre. Rimane infine sempre valido e vivo l'invito alla prudenza anche per chi cammina a piedi, perché soprattutto sui marciapiedi e ai margini delle strade il manto è ancora altamente scivoloso. Rete Gas, la partecipata del Comune di Catania in carenza di organico corre ai ripari per riattivare le utenze nelle palazzine vicine alla zona dove è avvenuta l'esplosione per la fuga di gas. La rabbia degli utenti, ci sentiamo abbandonati. Giuseppe Razzara. Ancora senza gas, a Catania monta la rabbia dei residenti delle palazzine non solo vicine ma anche a chilometri dalla zona rossa, sotto sequestro dopo la terribile esplosione del 21 gennaio. Ma davvero c'è gente competente, tanta gente competente e specializzata che sta, perché qualunque problema, se c'è il personale adatto, il numero di personale adeguato, si risolve. Non bisogna aspettare tempi lunghi in attesa di che cosa? Cosa stiamo aspettando? E quindi questo è quello che io penso e sinceramente ci sentiamo abbandonati. Ci sono 20.000 persone senza utenza, stiamo parlando di una buona fetta della città che purtroppo oggi si trova in crisi. Rete Gas, la partecipata del Comune in carenza di organico, si è trovata impreparata e corre ai ripari in cerca di personale. Abbiamo 10 operai, 4 sono rimasti infortunati nell'esplosione e qualcuno purtroppo è andato in pensione. Ho fatto un appello di solidarietà alle altre partecipate del Comune di Catania. Quante sono le utenze che non hanno il gas e soprattutto che tempi si prevedono per queste? Noi fino ad oggi abbiamo riattivato 500 utenze, ne dobbiamo riattivare 3.000, ma io da lunedì riattiveremo le utenze nella zona di Sannullo e Trappeto Sud e mi auguro fra martedì e mercoledì anche la zona di San Giovanni di Calermo Alta. Adesso i residenti esasperati temono di dover pagare le bollette per un servizio mai ricevuto. Restano gli sfollati, 30 famiglie ancora senza un alloggio, tanti gli anziani. La casa? Abbiamo perso la casa. Abbiamo qua, purtroppo mia moglie che è invalida, non abbiamo dove andare.
Quando è entrata, la polizia di Catania stava dormendo a letto con un coltello conficcato nel materasso in un appartamento di Viale Ruggero di Lauria. Gli agenti hanno arrestato un marocchino di 28 anni che aveva occupato abusivamente un appartamento. Ad accorgersi dell'intruso il proprietario, che aveva notato le luci accese della sua seconda casa e dei vetri rotti. Così si è rivolto alla polizia, che ha trovato il giovane ubriaco che ha raccontato che era lì da alcuni giorni. Momenti di paura in via Santa Maria di Gesù a Palermo. A fuoco sono andate 3 auto, 20 le persone evacuate, 3 gli intossicati per il fumo. In fiamme anche il portone di un edificio. Le indagini sull'incendio sono condotte dalla polizia, che sta cercando di capire le cause del rogo. Marco Gullà. Un inferno di fuoco in piena notte, via Santa Maria di Gesù a Palermo, 3 auto in fiamme, le urla, il panico. C'è chi scende per mettere in salvo la propria auto, il fumo sprigionato dal rogo che sale. 3 residenti intossicati, tra cui anche una bambina neonata che per fortuna adesso sta bene. Si è rischiata la tragedia, anche perché le auto, come vediamo dalle immagini, erano proprio posteggiate a ridosso delle abitazioni. Io ho rischiato con il pigiama a prendere pure l'altra macchina e spostarla. Quindi lei praticamente è sceso quando già l'incendio era in corso? Allora io ho affacciato, mia figlia ha gridato, il fuoco, poi ha cominciato a gridare, io affaccio nel balcone, già vedevo le fiamme di davanti che ha cominciato a prendere con la mesa. Si è sfiorata davvero la tragedia oggi. Sì, quella già c'era il fuoco quasi accanto. Sono intervenuti in massa i vigili del fuoco che con 6 squadre hanno spento le fiamme e soccorso i residenti che hanno dovuto abbandonare le case nottetempo. Io mi ha chiamato mia cugina alle 6:30 stamattina. Siamo venuti qua perché praticamente sì, è vuota, però è una proprietà di mia moglie e mia cognata, quindi bisogna le persiane qua di là, fortunatamente come vedete è disabitata. I vigili del fuoco con l'ausilio dell'autoscala hanno evacuato le 20 persone presenti. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle ore 7:30. Gli appartamenti, si legge in una nota dei vigili del fuoco, sono stati inibiti, sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo. La polizia di Trapani ha arrestato un uomo per violenza sessuale. Saliva sugli autobus frequentati dagli studenti, talvolta anche minorenni, tentando approcci di natura sessuale e strusciandosi sui passeggeri. La denuncia di una ragazza ha fatto scattare le indagini. Gli agenti hanno così individuato il trapanese, un 45enne senza fissa dimora, con precedenti per uguali reati. A Caltanissetta la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione fiscale da 5 milioni da parte di una imprenditrice attiva nel settore del marketing e della comunicazione. Il servizio è di Rita Cinardi. Una maxi evasione fiscale da 5 milioni di euro da parte di un'imprenditrice nissena a capo di un'azienda nel settore del marketing e della comunicazione che operava in tutta Italia anche mediante vendite telefoniche, assistenza e promozione di servizi è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Nei giorni scorsi infatti i militari delle Fiamme Gialle hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo richiesto dalla Procura della Repubblica ed emessa dal GIP nei confronti dell'imprenditrice, la quale a seguito di una verifica fiscale è risultata indiziata di non avere ottemperato agli obblighi fiscali per gli anni di imposta che vanno dal 2019 al 2022. In particolare la Guardia di Finanza ha contestato l'evasione di imposta mediante l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché l'occultamento delle scritture contabili, la cui tenuta è obbligatoria per legge. In base all'attività ispettiva eseguita, corroborata da articolati e meticolosi controlli incrociati, il reale volume delle vendite sottratte al fisco sarebbe ammontato ad oltre 5 milioni di euro con imposte dovute per circa 2 milioni e mezzo. Ne è conseguito un sequestro pari proprio a questa cifra dei saldi dei conti correnti e di un'auto BMW a disposizione dell'imprenditrice. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci alla politica. Sud chiama Nord, cambia pelle, si propone come forza di governo pur restando all'opposizione. Un cambiamento radicale che il leader Cateno De Luca spiega sottolineando che però non si va in maggioranza, scelte che non tutti capiscono. Malio Viola.
Lavoriamo per la Sicilia che vogliamo. Ecco il nuovo corso di Sud Chiama Nord, la formazione politica di Cateno De Luca che cambia pelle, saluta il tempo dell'opposizione gridata e urlata nelle piazze e sui social e tenta la strada della collaborazione con le altre forze politiche a vari livelli. A spiegare la metamorfosi è lo stesso Cateno De Luca, che sceglie di lasciare la vita di partito per concentrarsi sull'attività parlamentare. Non entro in maggioranza, ma voglio collaborare in questa fase proprio per incidere con quell'esperienza di amministratore e di sindaco che è un bagaglio prezioso nel Palazzo dei Poteri. Ma il progetto di Sud Chiama Nord è quello di proporsi al prossimo giro di boa, in realtà alle prossime elezioni, come forza di governo e dunque cerca alleanze. Non siamo una forza di opposizione, siamo una forza che ha dimostrato che dove governa è in condizione di cambiare il proprio territorio. Quindi il futuro di Sud Chiama Nord non sarà quello di rimanere isolato, ma di partecipare con una coalizione ad amministrare e governare la Sicilia. Intanto però il dialogo col governo Schifani è aperto, come conferma Danilo Lo Giudice, che è il coordinatore regionale della formazione politica. Con il governo Schifani abbiamo attualmente un dialogo nella misura in cui le cose buone che la Sicilia aspetta si devono fare e speriamo che si faranno, e quindi è questo quello che stiamo facendo. Abbiamo ribadito però che noi siamo stati eletti all'opposizione e rimarremo all'opposizione, come giusto che sia, per tutta la legislatura. A margine è polemica con l'ex di turno Ismaele Lavardera, che a distanza sottolinea invece che Sud Chiama Nord non è più una forza di opposizione. Anche in Sicilia fino a lunedì sarà possibile, recandosi in alcune farmacie, donare dei farmaci per i più bisognosi. Francesco Aloi. La locandina è bene in vista per ricordare che siamo nella settimana della donazione. Da qualche anno, infatti, la giornata del farmaco non è limitata al solo weekend, un modo per dare a tutti la possibilità di aderire. L'iniziativa è sempre in crescita, quest'anno è il 25° anno di raccolta del banco farmaceutico in tutte le farmacie, che sono circa 6.000 in tutta Italia. Le farmacie sono 318 in tutta la Sicilia, che aiutano 119 enti assistenziali. Si possono donare i farmaci da banco. Può donare sciroppi per la tosse per i bambini, farmaci antinfluenzali, creme antidolorifiche, soprattutto per gli anziani. Più di 42.000 gli assistiti dal banco farmaceutico soltanto nella nostra regione. Ma più passa il tempo, più aumenta la voglia di donare. I siciliani sono sempre più generosi. Lo scorso anno il valore della raccolta sfiorava i 260.000 euro e quest'anno c'è molto ottimismo. La raccolta sta andando molto bene, i nostri clienti rispondono perfettamente alle nostre richieste. Nonostante il maltempo di oggi, i volontari sono super operativi. Dal prossimo anno accanto a loro potrebbero esserci ragazzi delle superiori. Coinvolgere i giovani per fare capire anche a loro l'importanza della donazione. Adesso parliamo di un capolavoro della letteratura che continua ad avere il suo fascino. Stiamo parlando del Gattopardo di Tommasi di Lampedusa, che apre i festeggiamenti per i 70 anni della casa editrice Feltrinelli. Un libro, un film e ora anche una serie televisiva in onda dal 5 marzo. Orazio Longo. Capolavoro cinematografico di Luchino Visconti con Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster a interpretare il principe di Salina. Il ceto medio non vuole distruggerci, ma vuole solo prendere il nostro posto, con le maniere più dolci, mettendoci magari in tasca qualche migliaio di ducati. E poi tutto può restare com'è. Capite, padre? Il nostro è il paese degli accomodamenti. Un manoscritto che Feltrinelli sceglie di pubblicare nonostante le accuse del tempo, perché per alcuni il Gattopardo è un titolo fascista, per altri è passatista. Adesso la giornata gattopardesca che segna l'avvio di un anno di celebrazioni dedicate alla storia di Feltrinelli, a partire proprio dal capolavoro lampedusiano. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio. Eccoci al calcio, domani Spezia-Palermo e sarà l'esordio per poi Ampalo tra i rosanero. Il tecnico Dionisi dice: non abbiamo mai avuto alibi. Marco Gulla. Il mercato c'era e credo che sia stato dato un bel segnale, no, a tutti,
che la società ci crede, sappiamo che i primi 2 posti non è roba per noi, però c'è un altro obiettivo. Nessun alibi, il Palermo adesso davvero non potrà più sbagliare, nemmeno Alessio Dionisi, che già domani nel match contro lo Spezia al Picco dovrà catechizzare la sua squadra e portarla a fare punti. Un mercato invernale da top, con arrivi da Serie A come Poyampalo, che domani sarà ovviamente titolare. Dobbiamo e possiamo far meglio, ma questo lo dico da un po', lo so, e non lo stiamo confermando, però non ho mai neanch'io parlato di alibi, quindi nel senso non è una cosa che mi si addice e non credo che si addica a nessuno di quelli che fanno parte del Palermo Calcio. Lo Spezia ha 18 punti in più rispetto al Palermo. I rosaneri avranno anche un altro obiettivo, quello di fermare i liguri, che con 15 punti in più rispetto alla quarta a fine campionato andrebbero direttamente in Serie A e non si giocherebbero i playoff. Il Palermo domani in campo dovrebbe giocare così: Audero tra i pali, Magnani, Nicolao e Ceccaroni in difesa, Diachité, Segre, Gomez, Ranocchia e Lunda a centrocampo, Brunori e Poyampalo in avanti. Nello Spezia esordio per la Padula. Domani Catania in trasferta a Monopoli, partita importante che il tecnico Mimmo Toscano dovrà affrontare senza una decina di uomini per via di infortuni e squalifiche. La partita sarà trasmessa in diretta su Telecolor. Sentiamo Francesco Triolo. È scoccato il tempo di dare risposte, quelle risposte che dopo il mercato si attendono un po' tutti, tifosi, società, lo stesso allenatore. Il Catania viaggia alla volta di Monopoli per scoprire chi è adesso e lo deve fare contro la capolista del girone che ha vinto le ultime 4 in casa, che reduce dal pari pesante di Benevento, che inizia a credere davvero di potersela giocare sino alla fine. Una squadra che subisce pochissimo, alla difesa meno battuta del girone, appena 13 gol subiti. Ecco quindi che la partita di domani può diventare fondamentale per la corsa playoff del Catania. Via no, è una partita importante come è stata quella col Cerignola. Io ho detto ai ragazzi stamattina, se avessero visto la partita di ieri della Fiorentina con l'Inter, che ha affrontato l'Inter, una squadra forte, in totale emergenza, e dove a fine partita i calciatori intervistati alla Fiorentina erano orgogliosi del lavoro che avevano fatto e del risultato che avevano ottenuto in una situazione di totale emergenza. Oggi questo chiedo alla squadra. Fronte formazione, Mimmo Toscano deve fare i conti con una decina di indisponibili insieme agli squalificati Higuaini e Frisenna. Così il tecnico deve rimescolare le carte a centrocampo con il possibile impiego di Gherardi dal primo minuto, possibilità di una maglia da titolare anche per Allegretto. In mezzo al campo dovrebbe tornare De Rose con Jimenez e Di Tacchio, e con il nuovo infortunio a Montalto potrebbe essere De Paoli ad affiancare Inglese in attacco. Anche Monopoli Catania verrà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor dalle 14 di domani, diretta stadio, 4 ore di trasmissione con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti del prepartita, le immagini live del match ed un ricco post gara con le interviste in anteprima da allenatori e giocatori. Nel pomeriggio pareggio senza reti per il Messina in casa contro il Picerno. I giallorossi hanno colpito una traversa con Garofalo, mentre i lucani hanno fallito un rigore e colpito un legno. Successo di 4-0 del Trapani a Torre del Greco contro la Turris. Reti Granata di Ciuferri, Ongaro e la doppietta di Celiento. E c'è una notizia, oggi c'è stato uno scontro tra le tifoserie di Real Siracusa e Milazzo poco prima della partita nel campionato di eccellenza che si è disputata allo stadio Nicola De Simone. I due gruppi si sono affrontati tra Viale Teocrito e Via Piave, dando vita a una sassaiola e provocando danni ad auto e mezzi in sosta e in transito. Nessun ferito, ma gli agenti di polizia municipali intervenuti hanno raccolto diverse denunce di risarcimento danni. E ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.